Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. Oggi vi mostro un caso di doppia arcata premium su 6 impianti dentali superiori e 6 inferiori. Lo vediamo dopo la sigla. Quello che vedi a schermo è un paziente che arriva al policlinico con parodontite in stadio avanzato, diffusa. Queste sono le fotografie zoom del sorriso laterale destra, sinistra. Vedi che ci sono delle abfrazioni, si chiamano abfrazioni, quelle scheggiature che abbiamo laterali allo smalto verso le gengive, e sono il primo segno di bruxismo oppure di eccessiva flessione delle radici. In questo caso le radici flettevano parecchio perché aveva perduto il paziente negli anni i denti posteriori. La parodontite, quella che un tempo veniva chiamata piorrea, stava procedendo velocemente e l'osso, come va giù, fa muovere ancora di più i denti. Le abfrazioni sono tra i primi segni che sviluppa una bocca parodontopatica. Aveva già dei ponti, delle corone nelle parti posteriori, vedi i molari come stanno collassando e venendo verso l'avanti a causa della perdita dei denti molari. Questa è la vista del pavimento del palato superiore, questa è la vista dei denti inferiori e questa è la chirurgia che è stata eseguita con doppia ricostruttiva dei seni mascellari, 6 impianti posizionati sopra e 6 sotto. Durante i provvisori abbiamo caricato solo i 4 impianti nella parte anteriore, invece quei 2 posteriori sopra li abbiamo tenuti sotto le gengive perché abbiamo ricostruito l'osso e aspettavamo che l'osso integrasse. Questa è la radiografia con i denti definitivi inseriti, arcate premium con i pin metallici che entrano in titanio dentro i denti. Guarda il fit come è perfetto, come calzano perfettamente, non ci sono spazi, discrepanze tra le connessioni multi-unit e la protesi. Questo è un lavoro pulito, senza colle, senza cementi, ma denti avvitati come devono essere correttamente. Questo è il viso ringiovanito del paziente, lato destro, sinistro, vedete che andiamo a simulare anche le gengive con la linea premium, e questa è la vista da vicino del sorriso nuovo del paziente. Denti indistinguibili dai denti naturali, sia sul lato destro che sinistro. Guarda come la luce riflette sulle superfici d'angolo dei denti. Questo è il dopo da un lato e dall'altro, ricostruttiva dei seni mascellari per ottenere un'integrazione perfetta degli impianti fino alle zone più posteriori. Queste sono protesi d'autore, non protesine di plastica, resina come quelle che vendono in certi paesi, ma delle protesi in composito d'autore. Questa è la situazione di partenza. Denti, l'attack 3D a sinistra, la situazione iniziale con denti completamente riassorbiti nella porzione ossea, sono in espulsione, e il lato destro invece vedi gli impianti che sono stati inseriti nella bocca del paziente. Gli ultimi, come vedi, dopo la chirurgia non sono stati caricati, abbiamo aspettato che l'osso integrasse. Ultimo viaggio, sono stati scoperti e connessi alle protesi. Questo è uno zoom invece delle protesi montate sugli articolatori da laboratorio. Vedi ancora i settaggi individuali che sono stati utilizzati per andare a articolare i denti tra di loro. Ogni paziente vengono settati gli articolatori in base ai movimenti che fa la sua mandibola, e guarda come devono essere le protesi fatte, come devono essere correttamente fatte. Le gengive vanno sempre simulate, perché quando un paziente perde i denti per piorrea non perde solo i denti, ma soprattutto perde anche l'osso, e non andare a simulare le gengive sarebbe un grosso errore. Noi dovremmo avere i denti lunghissimi, se non simulassimo le gengive sarebbero davvero antiestetici. Protesi come queste nel tuo paese vengono vendute al dentista dai 5 ai 7.000 euro a protesi. Qui da noi il paziente ha risparmiato circa un terzo, un quarto dei soldi. Il risultato sono delle protesi completamente indistinguibili da denti reali. Lavori come questi sono lavori da intenditori, come ti dicevo sono protesi d'autore,
Questa è la situazione di partenza e qua è dove siamo arrivati. Prima, dopo. Prima, dopo. Denti grigi scuri, giallastri, denti bianchi perfetti. Quanti anni diresti che ha preso questo paziente con i nuovi denti? Scrivilo qua sotto nei commenti. Un saluto.